Cari telespettatori, buona serata, ben ritornati in nostra compagnia e anche quest'oggi avremo diversi interventi durante la nostra trasmissione e cercheremo di approfondire alcuni temi estremamente importanti, partendo dal primo, il più di attualità stringente che ci circonda costantemente e ci angoscia. È possibile trovare una soluzione, una possibile soluzione, proprio la possibilità, è tutta col grande punto di domanda, dall'ozonoterapia, ossigeno-ozonoterapia? Ne parleremo con un professore, un ricercatore, un medico che si occupa di questo e vedremo di capire insieme se ci possono essere delle soluzioni. Anche un grande appello, oltre che una spiegazione scientifica che ci sta alla base. Si sta accreditando all'interno della comunità accademica italiana un possibile quindi approccio terapeutico innovativo, facile, poco costoso. Vedremo di capire qualche cosa in più. Prima però di incominciare l'intervista con il nostro esperto che vi presenterò, è collegato da remoto da Pavia, dall'ambulatorio di Pavia con noi, come sempre lo spazio allo CGIL del Veneto. Torniamo tra poco insieme.